Noi siamo vignaioli, cerchiamo ogni giorno della nostra vita fare, come dire, con molta passione il nostro lavoro, prestargli attenzione. Cristo di Campobello è una contrada, Cristo, Campobello è il nostro paese, nasce da lì il nome della nostra azienda. Abbiamo in questa azienda un Cristo che è stato messo più di 200 anni fa per grazia ricevuta. Un agricoltore lavorava la nostra terra, appunto chiede una grazia, riceve questa grazia, e siccome si viveva quell'epoca nelle campagne, lì vicino non c'era una chiesa, commissionò un Cristo Ligno che ancora oggi è dentro in mezzo alle nostre vigne, tant'è che la contrada appunto prende contrada Cristo. Poi da lì è stato, come dire, qualcosa di grande, perché tutte le altre persone delle altre contrade, vedendo sto Cristo, venivano a lasciare un fiore, a dire una preghiera, e allora questa cosa è diventata sempre una cosa grande. E noi vignaioli che ogni mattina arriviamo lì facciamo un segno di croce per ringraziare di tutto quello che ci dà. Comunque il vino, se noi pensiamo con il Cristo e il vino c'è un legame insieme all'olio. Naturalmente anche in azienda noi produciamo dell'olio, anche se ancora non lo mettiamo in commercio, ma perché ne abbiamo davvero così poco di ulivi di 1000 anni, e sono una cosa stupenda. Ora adesso facciamo dell'olio però appunto da questi ulivi millenari. E ritornando al discorso, il Cristo, le vigne, il vino, l'olio, è tutto comunque un'alchimia. Insieme alla nostra passione per la terra di Sicilia, in questo caso la Sicilia Agrigentina, noi siamo a Campobello di Licata, a 300 metri sul livello del mare, a 5 km dalla costa del Mar Mediterraneo. Abbiamo questi terreni gessosi che hanno questa capacità di conferire una particolare mineralità, freschezza, sapidità nei bianchi, un'eleganza, una struttura. Il nostro Lupatri l'abbiamo voluto chiamare Lupatri perché il Nero d'Avola, innanzitutto per i vini siciliani, è il padre dei vitigni siciliani, e poi c'è un altro aspetto che noi volevamo dedicare, io e mio fratello, a mio padre, e si era pensato di chiamarla Amma Patri. Mio fratello diceva a padre mio, mentre mio padre ha voluto dire no, noi dobbiamo chiamare Lupatri perché Lu significa, è un articolo per noi siciliani, e dire Lupatri in senso plurale, in modo tale che qualcuno che beve il nostro Nero d'Avola o i Nero d'Avola siciliani comunque si possano ricordare dei loro padri, che comunque c'è un legame forte con il Cristo, perché il Cristo è Lupatri, il Nero d'Avola comunque è il vitigno padre, e il rispetto, ed è il nostro, il vino che rappresenta la nostra azienda. Spero che possa continuarlo a essere così come è stato finora, da quant'è che si è messa a produrre questa tipologia di vino, con la passione e l'amore che noi vignaioli dobbiamo avere, perché se no, senza l'amore e la passione per la terra, per la vigna e l'attenzione in cantina, non riusciremo a fare vini che poi possono avere l'apprezzamento di chi li beve. E grazie davvero di cuore per chi vorrà venirci a trovare in azienda. Quest'anno il 3 di maggio si avvicina, pertanto ci sarà il pellegrinaggio. Veniteci a trovare e vedete che Cristo di Campobello è un'azienda, noi portiamo la terra, ma è un'azienda dove la sicilianità traspira tutta. C'è una storia antica. Colve Torazza si è insediata sul colle omonimo nel 1838, quindi stiamo parlando di qualche anno fa. Una famiglia di contadini, di viticoltori valdobbiadenesi appassionati del territorio, che hanno fin dall'inizio coltivato con passione e con dedizione la vite, e hanno vinificato il frutto di queste colline. L'ultimo discendente di questa famiglia, Francesco, aveva in testa un progetto. Probabilmente questo progetto da solo diventava un progetto un po' difficile da portare a termine, e quindi nel 1993 assieme a me e assieme a un altro socio, Paolo, siamo andati a costituire l'attuale Colve Torazza con un obiettivo ben preciso: cercare di diventare un riferimento qualitativo per il territorio delle colline di Valdobbiadene. Ma fare qualità, per quanto mi riguarda, è una
credere fortemente nel territorio, avere una grande identificazione con la propria origine e fare una grande selezione della materia prima, cioè dell'uva che possiamo raccogliere, e avere grande rispetto per essa. Il futuro di Colve Torazza è continuare a questa forte identificazione col territorio. Noi siamo l'unica azienda con numeri significativi prodotti, noi produciamo circa 1 milione di bottiglie, con numeri significativi di vino imbottigliato, che imbottiglia esclusivamente DOCG Valdobbiadene. Questo proprio per segnare, per indicare che la strada è la denominazione territoriale e la forte riconoscibilità dell'origine. Eccolo qua, questo è il logo che è stato scelto. Credo sia un'emozione sensoriale unica vedere che da una materia prima solida, già nobile di suo, si ottengono degli spiriti così attraenti che evocano un po' l'alchimia antica. Penso che sia un'esperienza per tutti magica. È quello che noi cerchiamo di dare ai nostri consumatori, questa esperienza sensoriale di ritrovare le sensazioni gusto-olfattive del vitigno di origine nelle nostre grappe, le grappe che vengono da una tradizione di 177 anni di storia. Il 51esimo Vinitaly ci vede presentare a pieno il rinnovo della gamma della presentazione dei nostri prodotti, suddivisa in 3 linee che ricordano il nostro motto, le 5T, che sono territorio, tradizione, tempo, talento. L'azienda Brunello, pur essendo la più antica distilleria artigianale ancora in funzione in Italia, ha dato veramente un colpo di spugna alla propria presentazione e ha rinnovato la propria gamma, presentando 3 linee, i talenti, i classici e le origini, proprio per dare il meglio ad ogni cliente a seconda delle proprie aspettative. Noi promuoviamo le degustazioni assieme all'ANAG, l'Associazione Assaggiatori di Grappa, per far sì che il consumatore beva meglio, sappia apprezzare le caratteristiche peculiari di ogni grappa, di ogni acquavite, e che sappia cogliere le sfumature del territorio, perciò le sfumature del vitigno, nel nostro caso, della tipologia di vitigno, di impianto e del metodo di lavorazione. Bere bene, bere meglio e bere con attenzione.